di vita del coro Sempre Giovani. Stasera la rassegna dei cori avete visto presentato dalla professoressa Iapare, già vi ha detto, ha preso un largo respiro e con immenso piacere il coro Sempre Giovani di Pollutri saluta tutti i componenti dei cori dei paesi viciniori, quelli che hanno partecipato alla rassegna. Ringraziamo anche per le competenze e le abilità che hanno profuso questi coristi, questi maestri, la loro soprattutto disponibilità, il loro tempo ben speso per una buona causa. Colgo l'occasione per ringraziare la professoressa Mantini che permette tutto questo, col suo fare, col suo dire, col suo agire, riesce veramente a creare delle manifestazioni culturali, diciamo. Il grazie innanzitutto va a chi si è attivato qui a Pollutri così tanto affinché questa manifestazione prendesse corpo, ai direttori del coro, io dico i direttori, uno Domenico Manzi come direttore diciamo musicale, l'altro direttore del coro più pratico, che è Domenico Di Falco. E un altro grande grazie va al fisarmonicista Candeloro Di Tullio, nonché tecnico, audiofonico, persona che già ha definito la professoressa Iapadre indispensabile. Grazie ancora al sindaco, all'amministrazione Nicola Di Carlo, a tutta l'amministrazione comunale che per la sensibilità e la concretezza, qualità che permettono la realizzazione di eventi ricreativi e ancor più culturali qual è il nostro. Esordiamo con Addio Rosina, un canto molto caro al nostro parroco in pensione, Don Giuliano, al quale va un sentito saluto. E seguirà 20 d'aprile. Sono due canti della tradizione abruzzese, entrambi di Gessopalena. In Addio Rosina si esalta un amore struggente che viene messo in stand-by dalla richiamata alle armi, richiamata al reggimento del giovane, proprio alla vigilia delle nozze. In 20 d'aprile c'è il ricordo del primo amore. Questa canzone dipinge tanti particolari dell'amata, le trecce nere nere, le ciglia scure scure, emerge tradimento, pentimento, grande desiderio da parte del giovane di tornare indietro, che per farsi perdonare promette una collana, nulacce long, fatte di prete fine e di diamanti, e di ricchine d'oro, gli orecchini per addintarla come una vera regina. Buon ascolto. La
Ah!